Nel 1825 le autorità municipali triestine, per far fronte alla crescita demografica della città, individuarono in un'area allora assai poco popolata il sito per la realizzazione del nuovo camposanto cittadino dedicato a Sant'Anna, abbellito di una sua zona monumentale con il concorso sia delle più importanti famiglie della città che di vari artisti. Negli anni '20, in una rotonda che si apre in uno dei viali che conducono alla zona monumentale del cimitero di Sant'Anna, fu realizzata una cripta destinata ad accogliere le salme dei volontari giuliani caduti durante la Prima Guerra Mondiale. In questa cripta, il 17 giugno del 1923, furono inumate le salme di 37 volontari provenienti da diversi settori del fronte, che prima in città, in un grande corteo funebre, in una grande manifestazione pubblica, avevano attraversato il centro in una di quelle cerimonie proprie del culto del soldato caduto che possiamo ben chiamare cerimonia del ritorno dei morti. Non era la prima volta che la Venezia Giulia e la città erano toccati da cerimonie di questo tipo. Ricordiamo la cerimonia del Milite Ignoto svoltasi nel 1921. Il convoglio era partito proprio dalla città di Trieste e nel 1922 anche la salma di Enrico Toti, riesumata dal cimitero di Monfalcone, aveva sostato per una nottata nella cattedrale di San Giusto. Va inoltre aggiunto che i 37 volontari che allora nel 23 furono qui inumati riposavano insieme al corpo, ai resti mortali di Guglielmo Oberdan, che era considerato una sorta di loro fratello maggiore. In questo stesso luogo, dove tra l'altro era stato ipotizzato potesse sorgere il monumento ai caduti della città di Trieste, poi realizzato sul colle di San Giusto, fu invece edificata l'ara appunto dei volontari, opera dello scultore Carlo Polli, che fu inaugurata il 26 maggio del 1929. In quest'ara sono state inumate 72 salme di volontari giuliani che furono traslate qui in momenti diversi e anche da cimiteri diversi. Per esempio le salme di Ezio De Marchi e Michele Bacchetti venivano dall'Albania e dalla Macedonia, mentre di altri resti, come per esempio Giuseppe Vidali, furono inumate soltanto le ceneri. Il monumento, ad indicare un modello di comportamento eroico che richiedeva ai cittadini il sacrificio della vita per la propria patria e a un tempo l'onorabilità della morte in guerra, reca l'epigrafe «Come gli eroi di Sparta tornamo sugli scudi». E a saldare il ricordo della grande guerra al presente dell'Italia fascista e alla tradizione classica, secondo un canone ben consolidato, erano le forme stesse dell'opera, caratterizzata dalla riproduzione di elmi greci, di armi moderne e di aquile imperiali. E qui siamo arrivati davanti alla tomba di famiglia degli Stuparic, dove riposano tra gli altri Carlo, Gianni, la moglie Elodie. E questa tomba, questo aspetto appunto di portale, per questo motivo venne chiamata la Porta dell'Eternità. E la fece fare proprio Gianni a un suo amico scultore triestino, Ruggero Rovan. L'arco è realizzato in pietra del Carso, ma al centro Gianni volle venisse collocata la pietra del Monte Cengio, dietro la quale il 30 maggio del 1916 il fratello Carlo, più giovane di lui, amatissimo da Gianni, si suicidò. Era accaduto che il plotone di cui Carlo era al comando era rimasto isolato, siamo nei giorni convulsi della Strafexpedition, e data la drammaticità della situazione, Carlo decise di porre fine alla sua vita. Si esplose un colpo di rivoltella alla tempia, dopo essersi avvolto attorno al corpo la mantellina. Il corpo rotolò sul fondo di una dolina
dove poi venne pietosamente sepolto dagli austriaci. A segno veramente di questo grande amore fraterno che li univa, Gianni compì delle lunghe ricerche intorno al Monte Cengio, in Val Silà, vicino a Forte Corbin, dove appunto erano accaduti i fatti, e poté riconoscere la salma del fratello Carlo, in particolare grazie alla chiave che fu ritrovata e che apriva la cassetta d'ordinanza del fratello. La salma di Carlo fece ritorno a Trieste, quindi un'altra cerimonia di ritorno dei morti, il 30 maggio del 1929. Ancora una volta un corteo attraversò la città e finalmente Carlo poté qui riposare. Nel cimitero che si trova sulle pendici del Colle di Servola, una modesta stele ricorda invece i nomi dei 9 civili, e tra loro 5 bambini, che rimasero vittime del bombardamento italiano del 20 aprile 1916, in una delle numerose incursioni aeree che gli italiani compirono sul cielo di Trieste. I funerali delle vittime si svolsero il 23 aprile con un grande concorso di folla e alla presenza di tutte le autorità cittadine. Le esequie si svolsero nella chiesa di San Lorenzo, al suono del Dies Irae. I familiari, come recita la cronaca dell'epoca, quella del giornale Il Lavoratore, vollero che queste venissero inumate per unanime consentimento delle famiglie in una sola fossa. Questa stele è priva di indicazioni ulteriori sull'avvenimento, su che cosa veramente sia accaduto. Ed è l'unico monumento che ricorda le vittime civili della Prima Guerra Mondiale in tutta la provincia di Trieste.